Benvenuti a Momenti Particolari. Oggi volgeremo lo sguardo sull'Europa e per farlo abbiamo qui con noi in studio il professor Guglielmo Cevolin, docente di istituzioni di diritto pubblico, nonché presidente del gruppo studi storici e sociali Storia di Pordenone e coordinatore del Limes Club di Pordenone, Udine e Venezia. Professor Cevolin, insomma, l'Europa sta vivendo un momento molto particolare, ci può aiutare a capire che cosa sta accadendo? Beh, intanto è giunta, diciamo, a una prima fase conclusiva il tema dello scontro Italia-Unione Europea con l'avvio paventato e così sollecitato della infrazione per eccesso di bilancio dell'Italia. Per una violazione dei limiti di bilancio. E sotto questo profilo che cosa si è evidenziato? Intanto si è confermato il fatto che ormai l'Unione Europea influisce pesantemente su qualsiasi politica degli Stati membri, soprattutto si può dire che, come disse anche Giuseppe Guarino nei primi anni diciamo dell'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, si è ridotta la sovranità degli Stati. Qualsiasi governo, giallo, verde, blu, ed erano i primi anni 90, non può decidere la propria politica economica, nel senso che ha un limitatissimo spazio di azione proprio determinato da questi vincoli per raggiungere l'unione monetaria che poi è stata raggiunta per molti stati con la zona euro. Però ecco, in quest'ambito si è visto che l'influenza dell'Unione Europea è tale da non lasciare più agli stati di fare delle manovre autonome. Questo cosa ha comportato? Questo ha comportato da una parte nei primi anni 2000 una interpretazione a maglie larghe dei limiti economici, interpretazione a maglie larghe che è stata applicata alla Germania e alla Francia, perché nei primi anni 2000, 2003, 2004, la Germania e la Francia erano al di fuori dei parametri Maastricht e un ECOFIN, cioè un Consiglio economico-finanziario dei ministri dell'Unione Europea, a guida in quell'anno, in quel periodo dell'Italia, con il ministro Tremonti, ha cercato di salvare Francia e Germania dalla procedura di infrazione, sostenendo che questi limiti erano dei limiti di carattere politico, come dei limiti da raggiungere, non dei limiti di carattere giuridico da rispettare in maniera ferrea. E a questo tipo di interpretazione è stata protagonista ancora per certi versi l'Italia, perché era presidente dell'Unione Europea, della Commissione dell'Unione Europea Prodi, in contrasto un po' a questa posizione di Tremonti, invece impugnò avanti la Corte di Giustizia questa decisione dell'Ecofin di non applicare delle sanzioni, di non aprire una procedura di infrazione nei confronti di Francia e Germania, e il risultato finale fu un po' di tempo dopo, 2 anni dopo circa, nel 2005, una decisione della Corte di Giustizia che diceva: attenzione, i limiti sono dei limiti di carattere giuridico, vanno rispettati, quindi dando ragione per certi versi a Prodi e dando ragione invece per certi versi a Tremonti, perché la Commissione non aveva impugnato questa decisione in un modo giuridicamente perfetto. Quindi secondo lei in questo momento si è segnata una certa rigidità dell'Unione Europea? Ecco, qui abbiamo una sentenza della Corte di Giustizia che ha chiarito che i limiti sono da rispettare in maniera giuridica. E tuttavia anche le ultime cose dimostrano come in realtà poi il controllo dei conti da parte dell'Europa sia un controllo che è molto influenzato da aspetti di carattere politico. Tant'è vero che in realtà solo in questi giorni si sa qual è la manovra finanziaria. In pratica sia i giudizi dell'Unione Europea per certi versi, sia anche i tentativi di spiegare meglio le cose da parte di Conte, di Tria
e così via, dei diversi, del primo ministro oppure del ministro dell'economia e così via, si muovevano sempre su delle prospettive, su degli indici, su delle misure ancora imprecise, ecco, e tutto in pratica in realtà invece sempre e molto di più politico, e tant'è vero che questa commissione che nel prossimo anno andrà a scadenza, ci sono le elezioni europee e poi direi a settembre-ottobre dovrebbe essere sostituita in sostanza, che è in scadenza. Cambierà anche la presidenza, cambierà anche la presidenza a gennaio adesso con la Romania. Sì, quello è ogni 6 mesi, sì. Ogni 6 mesi c'è una presidenza che cambia, però come guida, però per la Commissione, il Presidente della Commissione e la Commissione cambieranno realisticamente nella seconda parte del 2019, dopo le elezioni, e quindi questa Commissione è una Commissione un pochino debole, ma proprio perché ci sono le elezioni, in contrasto con le ventate un po' populiste delle quali il nostro governo 5 Stelle Lega è un po' espressione, perché è una novità nel panorama europeo che i due partiti che si ispirano più a una tendenza populista, cioè di contrapporre il vecchio establishment, le vecchie competenze, i vecchi partiti tradizionali a delle nuove esigenze della gente che non sarebbero rappresentate, che non sarebbero sentite da questi vecchi partiti, e esigenze delle quali si fanno invece portatori i 5 Stelle, per esempio soprattutto al Sud Italia, con il tentativo in qualche modo di una ridistribuzione sociale per fare fronte alla grave disoccupazione e grave arretratezza economica, e dall'altra parte invece la Lega, che ha successi soprattutto nel nord Italia, che cerca di portare avanti un discorso, diciamo, a favore delle imprese del nord e soprattutto ovviamente in funzione anti-immigrazione, che ha avuto, diciamo, dei risultati elettorali notevoli. Ed è proprio questo il problema, cioè il fatto che la Commissione guarda un po' in prospettiva quello che sta accadendo anche politicamente in funzione delle elezioni europee. Cioè la Commissione è espressione ancora dei vecchi partiti, diciamo del Partito Popolare Europeo. Tutto si capirà meglio quando ci saranno le elezioni, e che peso avrà la Commissione, se è più populista o più... La Commissione, realisticamente, allora dobbiamo tenere presente che le elezioni europee, il Parlamento Europeo non è che sono il centro dell'Europa, cioè l'Europa è molto intergovernativa, cioè è comandata dai governi degli Stati membri e soprattutto dai governi forti degli Stati membri. Ecco, da questo punto di vista sia la Merkel è entrata un po' in difficoltà con le ultime recenti elezioni in Assia e in Baviera, Macron pure, e diciamo che c'è ovunque Macron è entrato in crisi più che altro per il suo gradimento, cioè il gradimento è sceso vertiginosamente dalle elezioni ai giorni nostri, e quindi ecco, questo per esempio già mette in crisi l'asse franco-tedesco, per esempio, a livello intergovernativo. Però, chi ne beneficerà di questo crollo, secondo lei? Allora, di questo crollo sicuramente ne beneficeranno i partiti cosiddetti sovranisti, populisti, che in certi paesi, vedi, qui chiamiamo in gioco anche il gruppo di Visegrad, per esempio, come in Polonia con Wyszynski, oppure in Ungheria con Orban, quindi diciamo vittorie che sembravano momentanee si stanno consolidando, anche se adesso un po' Orban è in crisi perché anche lui ha delle proteste che derivano da una politica
diciamo, del lavoro molto spregiudicata, che cerca di portare diciamo, i costi per le imprese molto più avanti, perché consente di fare straordinari. Un attimo, si parla della legge schiavitù in Ungheria, diciamo, così la chiamano nella protesta. In realtà dal punto di vista ovviamente. concreto è che si possono fare 400 ore di straordinari all'anno imposte dai datori di lavoro ai lavoratori, con il pagamento nei prossimi 3 anni. Allora, queste sono cose che, per esempio, se andiamo a vedere quello che è accaduto, io adesso sono docente universitario, proprio per i nostri scatti biennali che li hanno trasformati in triennali, per gli aumenti, diciamo, automatici dello stipendio, ecco, che cosa si è stabilito? Si è stabilito, per esempio, un blocco per un certo periodo, poi il recupero di questi scatti nei prossimi anni, molto scaglionato, e quindi insomma sono mutatis secondo mutandis. Lei com'è questa legge? Ma è una legge che è molto pesante, ma il problema qual è? È una legge che quindi probabilmente sarà un po' messa a posto, resa un po' migliore, però ormai il tema è che il nostro modello capitalista è in estrema crisi. Da un lato abbiamo delle imprese, quelle diciamo, della società dell'informatica, che diventano sempre più ricche e che pagano sempre meno tasse, cioè attraverso le sedi e così via, sfuggono alla tassazione europea, tant'è vero che è stata però la Corte di Giustizia, ecco, anche qui un giudice nel 2014 a stabilire che queste società, comunque perché fanno profitti in Europa, devono sottostare alla tassazione degli Stati membri. Ma è stata la Corte di Giustizia a dirlo. Perché? Perché già invece l'Europa intergovernativa aveva già fatto degli accordi con gli Stati Uniti che consentivano questa forma di sottrazione alla tassazione. Allora, da un lato c'è questo aspetto, mentre l'industria più tradizionale, e lo sentiamo anche nel nostro territorio, è una crisi devastante. Perché? Perché ormai basta sbagliare una commessa e si è falliti. Cioè ormai non ci sono più margini. C'è questa industria che una volta aveva la capacità di, quando entrava diciamo, nei fattori positivi di guadagno, pensiamo per esempio alla nostra Electrolux, riusciva a fare grandi profitti anche, grandi numeri, grandi profitti. Ormai è tutto ridotto al lumicino, stiamo giocando sempre con dei margini estremamente ridotti, e quindi per quello gli stati che diciamo si preoccupano in maniera attiva di questi argomenti cercano o di ridurre la tassazione in una maniera drastica, oppure cercano di intervenire, come ha fatto Orban, con delle modalità sul versante, ma l'ha fatto anche Renzi, l'ha fatto anche Macron stesso, cioè sui rapporti di lavoro. Però lei mi sta dicendo intervengono gli stati, e l'Europa che cosa fa? Come dovrebbe comportarsi? L'Europa, intanto, diciamo la verità, l'Europa non si sa da un punto di vista giuridico cos'è. Noi ci siamo inventati una moneta unica, per esempio, senza avere una banca centrale unica, senza avere uno Stato dietro. Perché poi pretende tante cose da un certo punto di vista, però l'Europa è un soggetto intermedio tra uno Stato federale e una confederazione di Stati, che però è intermedio perché ha il potere, per esempio, con i regolamenti europei, di dettare delle disposizioni che entrano immediatamente nell'ordinamento degli Stati membri e possono contrastare e eliminare le regole stabilite dalle leggi degli Stati membri. Quindi diciamo non è da un certo lato né uno Stato federale nel quale si mettono assieme tutti i livelli decisionali, e anche la polemica un po' che sempre ritorna, l'abbiamo affrontata anche qui quando si formava il primo governo di Grosse Coalition della Merkel qui a Pordenone con l'ambasciatore Scheffers. In quel periodo eravamo sotto un po' l'occhio del ciclone ancora, dopo le misure anti-spread del 2012, cioè l'entrata del vincolo di bilancio nella Costituzione
italiana nel 2012 richieste dalle letterine dell'Unione Europea, la caduta del governo Berlusconi nel 2011 a causa dell'innalzamento dello spread deciso dalla Deutsche Bank, non dalla Bundesbank, dalla Deutsche Bank, che un venerdì ha messo sul mercato tutti i nostri titoli di Stato che aveva in pancia. Sottolineare l'importanza della politica nell'Europa. Ecco, allora da questo punto di vista cosa vediamo? Vediamo che in quel periodo si richiedeva da parte della Germania la possibilità di controllare i conti per dare eventualmente a malincuore solidarietà economica. Però, per esempio, io mi ricordo molto bene, a Scheffers feci la domanda: ma lei sa che l'unica prospettiva, a meno che non si intenda commissariare uno Stato, ed era proprio quello che volevano fare, infatti l'hanno fatto in pratica nei confronti della Grecia, per farlo capire a tutti che cosa può succedere se uno Stato non rispetta i vincoli. C'è da dire che la Grecia aveva ammesso di aver barato nei bilanci di parecchio. Noi non abbiamo barato nei bilanci, anche se in quel periodo correvano delle voci probabilmente false e tendenziose che anche noi avessimo truccato i bilanci. Noi i bilanci non li abbiamo truccati, abbiamo una situazione di difficoltà soprattutto sul debito pubblico, ma non è così. Allora il problema della solidarietà è stato messo all'ordine del giorno un po' nel più Europa, per esempio alle elezioni europee precedenti a quelle che si faranno, quelle che hanno dato origine a questa Commissione, a questo Parlamento europeo. Più Europa, si diceva, un po' tutti e due i grandi partiti, sia il Partito Popolare europeo sia il Partito Socialista, diciamo, europeo, avevano richiesto questo fatto di allargamento dei poteri dell'Unione Europea, un avanzamento, procedure di cooperazione rafforzata, avanzamento dell'unione bancaria, queste cose qua, che vanno tutte verso una prospettiva poi federale. Però il problema è che la prospettiva federale, come disse Scheffers in quel seminario che abbiamo fatto qui a Pordenone alla Camera di Commercio, è un argomento démodé, nessuno ne vuole parlare. Nonostante l'Europa si dimostri incapace di gestire la crisi migratoria, come si è conclamato, e anche le crisi economiche, e adesso le crisi diciamo del lavoro e del populismo, del sovranismo e così via, come si dimostra così incapace e prende delle decisioni all'ultimo momento, come si è visto per questa questione. Ci fermiamo un attimino con le crisi, facciamo un attimo un break pubblicitario, a pochissimo.